Adesso entriamo nella capanna delle riunioni. Vedete, scale. All'ingresso abbiamo queste due strutture in roccia. Abbiamo una seduta bellissima, perfettamente conservata lungo tutto il perimetro della capanna. Poi abbiamo quest'altra struttura rettangolare, forse serviva o per depositare qualcosa o per raccogliere l'acqua, non lo so. Questa cosa cilindrica, qua finisce la seduta e di fronte a noi c'è questo spettacolo, praticamente la riproduzione di un nuraghe che è stato posto qua al centro della capanna delle riunioni per omaggiare gli avi, i nuragici. Guardate un po', e qua questa è stata molto studiata per capire come erano strutturati i nuraghi. Vedete? Ecco qua, questa è la parte terminale dei nuraghi, molto bella, molto. Questa si trova ai piedi del nuraghe, lateralmente al nuraghe.